Emanuele. Età. 31. 31. Classe. Ruolo. Intervistatore, commentatore, regista. Allenatore in seconda. Professione. Professione commerciante. Disoccupato. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Boh. Super. Ti definiresti così? Yes. Canzone e artista preferito. Canzoni un po' tutte, quindi ne deriva che artisti un po' tutti. Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Mai rubato? Dipende cosa intendi. No. Ultimo libro letto. Sto leggendo comunque Gli ultimi veneti. E chi se lo ricorda? Viaggio ideale. Caraibi. Cuba, Romania, via dicendo. La parolaccia che dici più spesso. Vaffanculo. Porca paletta. Fantasia sessuale ricorrente. Tutte. Varie. Varie, dai, varie. L'hai mai fatto? Sul campo da calcio? No. No, scampo no. Su una spiaggia? Sì. No. Al cinema? Non sono mai andato al cinema. No. In ascensore? No. No. In bagno? Sì. No. Sul letto dei tuoi genitori? No. No, per carità. La parte di te che meno ti piace? Facciamo quella che mi piace. L'aspetto fisico, tra virgolette. Bianco o nero? Bianco o nero. Bianco e nero. Bionda o mora? Allora, bionda così, mora per una cosa seria. Mora. Tette o culo? Tette. Culo. Destra o sinistra? Non esiste. Entrambi. Vino o birra? Birra. Birra. Pelé o Maradona? Del Piero. Pelé. La persona che ti arrappa di più? Qualsiasi. Perché ce ne sono tante allora. Pregi, difetti. Beh, pregi sono un ragazzo molto dolce e difetti forse magari a volte testardo. Pregi forse che sono buono. Difetti è che sono un po' cocciuto ogni tanto. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Finirei di pagare il mutuo. Beh, un'auto e poi mi guarderei al futuro. La prima cosa che fai al mattino? Spengo la sveglia. Mi lavo il muso con l'acqua fredda. L'ultima cosa che fai alla sera? Guardo Facebook. Non lo so, dipende. Una persona che stimi. I miei. Cosa guardi in una donna? Se guardi in una donna, un po' tutto. Oltre all'aspetto fisico, anche l'aspetto caratteriale che ha una persona. Cosa dà la felicità? Un sorriso. Tutto. Film preferito? Waterworld. Rambo. Piatto preferito? Pasta. Pasta. Sei favorevole a donare gli organi? Sni. No. All'aborto? Dipende. No. All'eutanasia? Sì. No. Alla legalizzazione delle droghe leggere? No. No. Ai matrimoni gay? No. No, per carità. Credi a una vita dopo la morte? Con gli alieni forse. No. Al diavolo? No. Se esiste il Signore, esisterà anche il diavolo. Chi lo sa? Boh. Al destino? Dipende come lo vuoi chiamare. Sì. Sei felice? Sì. Sì. La suoneria del cellulare? Drin drin. Primo bacio? Viscidoso. Chi se lo ricorda il primo bacio? Avevo 14 anni. Fai la faccia più brutta che riesci? La prima città che ti viene in mente? Venezia. Toronto. La prima nazione che ti viene in mente? La Repubblica Veneta. Italia. Un personaggio storico? Marco Polo. Stalin. Il tuo modulo di gioco preferito? 433. Allora, a me il 4-3-3 fatto da Eusebio Di Francesco. Su questa squadra giocherei col 4-2-1-3. Spiega la realtà pittoria a qualcuno. Una realtà molto bella dove trovi delle ragazze veramente determinate e simpatiche. Fantastica, stupenda e persone veramente intelligenti e brave. Cosa pensi degli arbitri? Che dovrebbero aver giocato a calcio prima. Per me nel calcio femminile forse arbitrano un po' in maniera così, forse perché sono un po' spregiudicati, non hanno voglia di venire a arbitrare le partite delle ragazze. Spiega il fuorigioco. È fuorigioco quando un attaccante è al di là della linea dei difensori. Allora, il fuorigioco è quando un attaccante è al di là delle linee difensori, però se l'attaccante è al di là della sua metà campo, il fuorigioco non esiste. Il tiki-taka. È un programma su Italia 1. Pepe Guardiola. Il pressing. Pressing è fare una pressione agli avversari quando
hanno la palla. Pressare gli avversari sul loro metà campo e non farli respirare. Mai preso una sbronza? No. Sì. Mai visto un film porno? Sì. Tanti. Marca di preservativi usati? Durex. Durex. Chi è il più bello tra i due? Io? No. Lu. Indossi le mutande? Sì, perché i boxer mi dà fastidio. Boxer, mutande, dipende. Faccele vedere. No. Sono tutte fame, dai. Quando la tua ultima volta? Passo. Visto che siamo un gruppo di bellissime ragazze, Sì. hai mai fatto pensieri strani? Beh, certo. No. Per il rispetto. Sì, beh, questo è vero. E se sì, come hai calmato i tuoi bollenti spiriti? Facendo un giro in cortile. Io ho detto. Mi sono fatto una ragione, me la sono messa via, stop e chiuso. Perché hai scelto il calcio femminile? Perché si ritrovano dei vecchi valori dove nel maschile non ci sono più. Mi ha coinvolto mio zio, un po' così, lo sbaraglio, però ho visto che Torneresti al maschile? Beh, ogni tanto qualche intervista la faccio. non sono mai stato nel maschile. E la partita più bella? Oddio, quella di domenica prossima. Jesina, 3-2 in casa. Parliamo delle ragazze. Secondo voi, chi è la più saggia? La più salda da Giulia da Re. Giulia, perfezionista, tutta quanta, una pigna in culo in poche parole. Con la testa sulle nuvole. La Marta Sommariva, nominata da tutte. Gloria? Chi rompe di più? Passo. Gloria? La più dolce. Più dolce? Non saprei. Tira un mulino per casa, Gloria. La più affidabile. La più affidabile, secondo me, è la Francesca da Rosso. La Gloria? La più secchiona. La Giulia da Re. La Giulia da Re, anche se direi la Gloria comunque. Il più scaramantico tra i due. E il mister? Oltre al mister, io perché ogni domenica mi vesto sempre uguale. Se c'è da cambiare una lampadina, cosa fai? Allora, stacco la corrente, tolgo la lampadina, metto quella nuova e riattacco la corrente. Sì. La scala, si prende la scala, si va sopra. Dipende che lampadina, cacchio! No, ma sai, sopra il lampadario, la scala, se no cosa sei tu? Non ha Tu per me, specificato. o pop, gadget, braccia, Chi vince il campionato? Allora, il campionato di Serie A maschile lo vincerà sicuramente la Juventus. Per quanto riguarda la Serie A femminile lo vincerà, credo, il Verona. La Serie B, Girone C, penso ormai che siano i giochi fatti per il Vittorio Veneto. Mi tocco Vittorio. Un aggettivo per questo gruppo. Inarrestabile. Stupendo, fantastico. Salutateci! Ciao! Ciao.